Noi ricordo che abbiamo un bilancio in negativo perché abbiamo un debito di fuori bilancio di oltre 200.000 euro, fatto proprio per mettere in essere tutte quelle che sono le misure di somma emergenza di prima sicurezza. Se queste risorse non ci verranno riconosciute sarà molto difficile riuscire ad andare avanti nell'attività amministrativa futura. È la drammatica situazione in cui si dibatte il comune di Longare dopo aver subito i gravi danni per il maltempo lo scorso settembre. L'amministrazione comunale ha inviato al Dipartimento della Protezione Civile regionale tutta la documentazione degli interventi fatti. Lo stato di emergenza richiesto dalla Regione Veneto però non è ancora stato né confermato né negato dal governo, una situazione di stallo che inquieta gli amministratori locali a ridosso della fine dell'anno. E noi abbiamo fatto una prima quantificazione dividendo le somme tra somme emergenza, cioè somme già spese che servivano a mettere in atto immediatamente per mettere in sicurezza il territorio, che sono oltre 600.000 euro, da quelle che invece sono una serie di interventi della riduzione del rischio residuo, che sono oltre 4 milioni, quindi è un complessivo di circa 4 milioni e mezzo. Queste sono delle risorse che per noi sono estremamente importanti per incidere su un tema fondamentale che è la prevenzione dal rischio idrogeologico. Longare non è stato il solo comune della Riviera Berica a subire l'impeto delle precipitazioni che hanno da una parte congestionato la rete di scolo secondaria e dall'altra provocato lo smottamento dei terreni sui pendii dei colli, con il distacco di pericolosi massi a ridosso dei centri abitati. 12 comuni iberici che attraverso la provincia di Vicenza hanno chiesto formalmente aiuto al governo. Più di qualcuno è appunto nella situazione nostra, noi purtroppo siamo stati anche particolarmente colpiti, l'ondata di maltempo si è concentrata in maniera un po' più significativa all'interno del nostro territorio, quindi le conseguenze sono state anche maggiori all'interno del nostro territorio. Ovviamente, come si è sempre detto, se le risorse non ci vengono riconosciute, quindi se lo Stato nega l'emergenza, allora forse non ha più senso andare avanti a rappresentare lo Stato nell'azione amministrativa.